Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli. Catania, la pretesa di 5 euro per la sosta e le minacce a 2 ragazzi, parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione. Smantellato fortino dello spaccio nel Catanese, la droga riforniva le piazze di Acicatene e Acireale legate alla cosca dei Santa Paola Ercolano, il boss riverito con l'inchino, 12 arresti. Blitz in una scuola elementare a Palermo, genitori aggrediscono l'insegnante e 2 bidelli per un rimprovero al figlio. Il voto è libertà, così il segretario della CGIL Landini a Paternò nel Catanese per il tour sul referendum di giugno. Presentato a Catania il plastico del progetto di rigenerazione del lungomare, frutto di concorso di idee, senza auto e con un affaccio sul mare ancora più diretto. Calcio, quasi certa a Palermo la riconferma del DS Osti verso l'addio Dionisi, il Catania guarda al futuro, Torre del Grifo e Zarbano, le tappe importanti per la prossima stagione. Ancora ben trovati, andiamo a Catania, un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione, ha minacciato 2 ragazzi da cui pretendeva 5 euro per la sosta e con questa minaccia vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa, ma tutto è stato immortalato da un telefono cellulare. Sentiamo Simona Mazzone. Parcheggiare in centro storico la sera e trovarsi davanti il parcheggiatore abusivo non è certo una novità in una città come Catania, ma quando si viene minacciati violentemente non è facile affrontare la situazione. È la disavventura capitata a 2 ragazzi di origine indiana, immortalata da un telefono cellulare, come mostrano queste immagini, che trovando parcheggio nella centrale piazza Spirito Santo sono stati fermati da un uomo che pretendeva con fare intimidatorio 5 euro per la sosta. I 2 non hanno ceduto e si sono allontanati rapidamente dal posto per trascorrere la serata in un ristorante della zona. Al loro ritorno il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, collaborato da un 35enne di origine marocchina. Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa. Parole accompagnate da schiaffi al volto e alla nuca, seppur lievi ma esaustivi al fine di rendere più efficace la minaccia. L'uomo ha continuato a mostrare una certa spavalderia, rivolgendosi a loro dicendo che non avrebbero potuto fargli nulla, fino all'arrivo degli agenti delle volanti, davanti a cui entrambi i malviventi si sono dati alla fuga. Tuttavia il 35enne dopo alcuni metri è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato e condotto in carcere per tentata estorsione aggravata. Alle spalle ha numerosi precedenti penali per reati di varia natura, tra cui spaccio, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Trafficanti di droga e l'inchino al boss del narcotraffico. I carabinieri hanno smantellato un'organizzazione criminale legata al clan Santa Paola Ercolano. Sono 12 gli arresti nell'Acese. Tonino De Mana. Un sodalizio criminale radicato tra Acicatene ed Acireale legato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, attivo nel traffico di cocaina, crack, è stato smantellato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Cubisia Connection. 14 gli indagati. Per 10 di loro è stato disposto il carcere, per 2 domiciliari e per gli altri l'obbligo di dimora. Il provvedimento è stato eseguito da oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto dei reparti specializzati dell'Arma. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza mafiosa per gestire le attività illecite tra Acicatena, Acireale e Aci Sant'Antonio, territori sui quali riusciva ad esercitare il controllo sia con un'attività itinerante con consegne di droga a domicilio, sia organizzando vere e proprie piazze di spaccio dove sfrontati pusher esercitavano presso la villa comunale e la villetta ecologica di Acicatena. La base operativa del gruppo era in una struttura abbandonata dove venivano conservate ingenti partite di droga, in alcuni casi occultata tra i rovi. Telecamere nascoste dai carabinieri hanno permesso di filmare anche l'omaggio al boss del narcotraffico con tanto di inchino da parte degli affiliati al clan Santa Paola Ercolano. Simone Scalia, i fratelli Carmelo e Ottavio Mariano Grasso avrebbero curato l'acquisto, il trasporto e la detenzione della droga, mantenendo contatti con i fornitori ed impartendo direttive esodali, mentre Paolo
Scuderi, si sarebbe occupato della gestione delle piazze di spaccio ad Aci Catena. In manette anche una donna, Loredana Principato, soprannominata Paolazzo. Oltre alla droga, 700 grammi di cocaina e quasi 2 kg di marijuana, sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 4 pistole, caricatori, munizioni e passamontagna. 4 arresti a Misilmeri, estorsioni, minacce e armi per controllare il territorio. Nel mirino imprenditori e ambulanti. Eva Spampinato. Controllavano il territorio con la violenza, le intimidazioni, le armi. Imprenditori locali e venditori ambulanti di Misilmeri, in provincia di Palermo, erano costretti a subire pressioni e minacce per piegarsi al volere del clan. Un blitz dei carabinieri ha inferto un nuovo duro colpo alla mafia locale. 4 persone sono state arrestate, 2 sono finite in carcere, altri 2 ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le accuse sono pesantissime: associazione mafiosa, tentata estorsione, violenza privata, concorrenza sleale, tutte aggravate dal metodo mafioso. L'indagine è il seguito dell'operazione Fenice, che nell'ottobre 2022 aveva già decapitato i vertici della cosca di Misilmeri, inserita nel mandamento di Misilmeri Belmonte Mezzagno. Secondo gli inquirenti, i nuovi indagati avrebbero continuato a imporre il controllo sul territorio, con intimidazioni, estorsioni, persino armi da fuoco. Oltre ai tentativi di estorsione ai danni degli imprenditori del luogo, gli indagati avrebbero fatto concorrenza sleale nei confronti di un venditore ambulante per condizionarne l'attività economica e affermare così la loro egemonia sul territorio. Fra gli arrestati anche un 40enne palermitano accusato di aver fatto da tramite tra il boss e i gregari, permettendo al capo mandamento di impartire ordini e organizzare incontri riservati nel tentativo di eludere le indagini. Andiamo a Palermo, c'è stato un blitz di genitori che appunto a scuola si sono rivolti malamente, non solo con la maestra, rea di aver rimproverato il figlio. Sentiamo Maglio Viola. Un vero e proprio blitz in orario scolastico messo in scena dai genitori di un bambino che frequenta il plesso di Corso Calatafimi dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Palermo. Alla fine della scorsa settimana si sono presentati a scuola pretendendo di entrare in classe. Padre e madre del bambino volevano spiegazioni da una maestra rea di aver rimproverato aspramente il giorno precedente il loro figlio. All'ingresso i genitori sono stati bloccati dai bidelli, ne è nata una discussione animata condita da spintoni, durante la quale la madre del piccolo è riuscita a sgattaiolare dentro, mentre gli operatori ATA trattenevano il padre. Nel corridoio della scuola la donna veniva però fermata da un'altra maestra, anche lei strattonata e spintonata. Solo l'intervento, anche in questo caso degli operatori ATA, ha impedito che la donna cadesse per le scale. Alla fine il personale della scuola ha riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni in base al referto ospedaliero. Tutto inizia quando il bambino, giocando in maniera pericolosa con un cancello, fa cadere un compagno di scuola. Da qui il rimprovero della maestra, rispetto al quale i genitori, informati dell'accaduto, volevano conto e ragione. Il personale della scuola ha inviato una lettera aperta dopo questa vicenda, rivolta al ministro dell'istruzione, all'ufficio scolastico provinciale e al sindaco di Palermo. Lavorare a scuola non è mai stato così pericoloso a causa dell'escalation di aggressioni e offese agli insegnanti e al personale ATA, dice Vito Cassata, segretario generale CISL Scuola Palermo Trapani. Per la segretaria generale CISL Palermo Trapani, Federica Badami, la società in cui viviamo ha una grande responsabilità e fatti di questo tipo fanno comprendere perché fra gli adolescenti il fenomeno del branco e della violenza stia sempre più dilagando. Cambiamo argomento. Il segretario nazionale della CGIL ieri nel Catanese, precisamente a Paternò, per il tour referendario. Sentiamo Giusy Lazzara. In una piazza assolata di Paternò nel Catanese, il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini in tour per la campagna referendaria. Il voto è libertà perché oggi noi vogliamo cambiare quelle leggi che al centro tornino a mettere la persona, che tornino a mettere il lavoratore, il diritto nel lavoro. Critica la CGIL sulla polemica nata dall'invito a non andare a votare di alcuni esponenti della maggioranza. Quelli che a questo punto pensano di invitare le persone a non andare a votare, faccio una doppia riflessione. La considero un atto di paura, perché vede, probabilmente si sta rendendo conto che man mano che la gente impara è pronta ad andare a votare
e se vota banalmente cancella quelle leggi balorde che il Parlamento ha fatto e che questi non vogliono cambiare. Restano prioritari i temi del lavoro, le condizioni sempre più precarie e il crescente numero di vittime. Con questo sistema di appalto, di subappalto, di sottoappalto e di finta cooperativa è un'autostrada alla malavita organizzata che controlla sempre di più pezzi interi dell'economia reale. Anche sul ponte sullo Stretto, dopo l'annuncio del ministro Salvini dell'apertura dei cantieri in estate. Non pensiamo che il ponte sullo Stretto sia un'opera prioritaria, perché innanzitutto bisognerebbe, una volta che uno dice che ha fatto il ponte, capire cosa ci passa sopra, cosa ci passa sotto, dovrebbe capire a che cosa serve, no? E da questo punto di vista noi siamo l'arretratezza del nostro paese e in particolare del Mezzogiorno è determinato da un sistema infrastrutturale che non c'è. È stato presentato ieri a Catania il plastico del progetto di rigenerazione del lungomare, frutto di un concorso di idee. Sarà senza auto, con un affaccio sul mare ancora più diretto il servizio. Una stanza a cielo aperto sul mare. Impossibile non includere il lato poetico parlando di urbanistica nel tratto del lungomare di Catania che sarà, secondo le linee previste per la rigenerazione del tratto da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, come da progetto vincitore del concorso internazionale di idee. Immaginiamo di restituire una parte della costa appunto ai catanesi, che potranno goderlo senza tutte quelle autovetture che in questo momento lo occupano, e nello stesso tempo con una maggiore alberazione, quindi con piantumazioni, una maggior quantità di verde e soprattutto l'eliminazione del ponte, la restituzione dell'antico borgo al mare, io credo che sia una cosa che la città saluterà con favore. Ad aggiudicarsi il concorso lo studio Bodar di Barcellona Pozzo di Gotto, il focus principale su Ognina. Questa è Piazza Mancini Battaglia, dove attualmente sarà previsto anche l'accesso carrabile a tutta la città e anche un parcheggio di fronte alle attività commerciali, mentre tutto il resto dell'area invece è un'area che verrà trasformata in una ZTL o in una zona 30, accessibile solo ai residenti e agli addetti ai lavori delle attività portuali e delle attività commerciali. Il plastico del progetto è stato presentato in un atto di condivisione pubblica con categorie professionali e cittadini a Palazzo della Cultura, presente anche l'assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Il sindaco trentino ha tracciato l'iter che porterà alla realizzazione. Entro il 30 giugno pubblicare la gara, che quindi sarà svolta a ridosso dell'estate immediatamente dopo, e aggiudicare i lavori, dopodiché partiranno subito. Quindi noi abbiamo una deadline al 2027 per l'esecuzione di tutti quanti i lavori. Il tutto, ha aggiunto il sindaco, con la speranza di una sinergia con i cittadini. Sono 4 i candidati ufficiali in lizza all'elezione del nuovo rettore dell'Università di Catania. Sono 2 docenti della Facoltà di Ingegneria, Salvatore Baglio ed Enrico Foti, poi Ida Nicotra, ordinaria di Diritto Costituzionale, e Pierfrancesco Verù, ordinario di Chirurgia Vascolare. Le urne si apriranno il 23 di giugno. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, fuga dalla Sicilia, giovani, meno giovani e soprattutto laureati. Negli ultimi 20 anni oltre 500.000 siciliani hanno lasciato l'isola per motivi di studio o di lavoro. Marco Gullà. I giovani devono restare nella nostra terra, quindi le istituzioni hanno fatto, ma devono fare molto di più a che questo si realizza. L'impegno a trattenere giovani e residenti non manca, ma la realtà è purtroppo un'altra. Ogni anno la Sicilia perde abitanti. Negli ultimi 20 anni oltre 500.000 persone, soprattutto laureati tra i 18 e i 35 anni, hanno lasciato l'isola, chi per studio o chi per lavoro. Collegandoci sulla piattaforma SISL, che è la piattaforma che dovrebbe controllare le offerte di lavoro, queste sono soltanto 50 per tutti i siciliani che cercano lavoro, e sono veramente pochissime. Giovani che lasciano la Sicilia e crescono all'estero, come questo palermitano che vive in Australia da anni. La scelta che ho fatto è stata molto importante, impegnativa devo dire, però alla fine ha pagato, perché una volta che riesci a divenire cittadino poi hai molte più opportunità, molte più scelte. Diciamo che vale la pena fare i sacrifici nonostante la distanza. La scelta di emigrare viene sempre più anticipata. Circa un terzo degli studenti meridionali si iscrive in un'università del nord.
Sicuramente c'è un'impossibilità a rimanere dettata dal fatto che qui, poter vivere una vita dignitosa è un po' complicato. Poi c'è tutto il problema legato alla percezione che si ha del territorio e anche, in qualche modo a ciò che il territorio offre dal punto di vista dei servizi. Il dato che più stupisce è che anche negli ultimi 2 anni in cui l'occupazione è leggermente cresciuta, pure in Sicilia, l'emigrazione dei laureati non si è ridotta. E ieri è stata la giornata mondiale delle api, custodi della biodiversità. Ricordiamolo però perché sono così tanto importanti per la salvaguardia del nostro ambiente. Eva Spampinato. Piccole, instancabili, anche sensuali se le guardiamo nella loro danza di fiore in fiore. Danza di vita, fondamentale per la sopravvivenza dell'intero pianeta. Oggi si celebra la loro giornata, la giornata mondiale delle api. Senza di loro, oltre il 70% delle colture che nutrono il mondo svanirebbe. Sono un anello fondamentale degli ecosistemi naturali. Se non ci fossero le api che appunto fanno l'impollinazione necessaria alla sopravvivenza delle piante, sia coltivate che spontanea, sarebbe un vero problema. Frutta, ortaggi, persino il cacao dipendono dal loro silenzioso, meraviglioso lavoro di impollinazione. Il problema serio è la carenza di biodiversità alla quale attingono le api. Questo problema interviene nella capacità di resilienza degli ecosistemi e vorrei ricordare che negli ecosistemi stiamo pure noi. Ma le api sono in pericolo. Inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici stanno rubando il profumo ai fiori e il ritmo alle loro danze. Oltre il 75% di ciò che giunge nelle nostre tavole proviene dall'impollinazione, direttamente o indirettamente, delle api, anche di altri insetti pronubi come le farfalle, ma certamente le api fanno un lavoro enorme. Cosa fare se si trova un nido d'api in casa? Può capitare perché spesso le api sciamano, no? È uno dei sistemi che sostanzialmente loro adottano per la riproduzione del grande superorganismo che compongono. Basta chiamare anche la polizia locale o insomma se c'è la conoscenza di un apicoltore. Proteggerle non è solo un atto d'amore per la natura, è un impegno per il nostro futuro. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. E siamo al calcio in casa Palermo. Dopo l'eliminazione dai play-off è già tempo di pensare al futuro. Quasi certo l'addio del tecnico Dionisi. Marco Gullà. Se il Palermo continua ad allenarsi, nonostante la stagione ormai sia finita, la società è al lavoro per iniziare a porre le basi per il futuro. I vertici del club rosanero stanno pensando seriamente alla conferma del direttore sportivo Carlo Osti, arrivato a gennaio dopo l'esonero di Morgan De Santis. Osti vanta un ottimo lavoro svolto durante il mercato di gennaio. Il DS ha portato a Palermo Audero, Magnani e poi Ampalo, affari sicuramente non facili in un mercato complicato come quello di riparazione. A quel punto il DS avrebbe la possibilità di scegliere il tecnico, sempre confrontandosi con i vertici di Manchester. Sembra assolutamente improbabile una conferma di Alessio Dionisi alla guida della panchina rosanero. Fra i tecnici contattati per un primo giro di sondaggi c'è Pippo Inzaghi, fresco della promozione in Serie A con il Pisa. Il tecnico non chiuderebbe la porta a priori al Palermo, ma vorrebbe giocarsi le sue carte nel massimo campionato. E poi Alberto Gilardino, nome che piace anche alla dirigenza del City. È già stato invece confermato l'amministratore delegato Giovanni Gardini. E ancora la situazione delle squadre professionistiche in Serie C che parteciperanno al campionato il prossimo anno. Vediamo un po' quali sono gli obiettivi. Marco Carli. Terzo anno in C per provare la scalata. In casa Catania settimana importante sulla base anche dell'incontro fissato fra Toscana e la dirigenza. L'obiettivo è quello di non stravolgere l'assetto dell'ultimo anno ma andare ad aggiungere tasselli importanti nell'11 titolare. Un braccetto sinistro della difesa a 3, un esterno, un mediano che riesca anche a proporsi con qualità in zona gol, un trequartista e un attaccante con la volontà di definire un organico pronto per il ritiro umbro. Intanto la squadra oggi ha ripreso gli allenamenti. Il Trapani svolgerà il suo precampionato a Troina e anche i Granata, che a fine stagione hanno riconfermato Ronica alla guida, hanno a che fare con una rosa ampia. Il club nei giorni scorsi ha comunicato di essere anch'esso vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d'imposta del Brescia. Certo di aver agito nel rispetto delle regole, il Trapani ha sporto denuncia alle autorità competenti. Il prossimo anno in C ci sarà il Siracusa che intanto sogna la finale scudetto dilettanti dopo aver
conquistato la semifinale che lo vedrà opposto all'Ospitaletto. Gara d'andata domenica prossima, 25 maggio, allo Stadio De Simone. Terminata la post-season si entrerà nel vivo per affrontare il ritorno fra i professionisti. Si partirà dal tecnico Marco Turati, che il presidente Ricci ha blindato con un contratto triennale. Andrà individuato invece il nuovo direttore sportivo. In casa del retrocesso Messina invece la data importante è quella del 10 giugno, quando è stata fissata l'udienza sull'istanza presentata dalla Procura per la liquidazione giudiziale, nuovo termine tecnico per definire il fallimento. Va capito se c'è qualcuno che potrà rilevare la società o se il sindaco dovrà fare richiesta di nuovo titolo sportivo, considerando anche la presenza del Messana, altra squadra cittadina neopromossa in eccellenza. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14 e adesso vi lascio alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Lorena Dolci. A tutti una buona giornata.